In diretta dal Carnevale di Venezia da Piazza San Marco, guardate che fotografia che mi stanno regalando questo gruppo storico bellissimo, veramente tutta una serie di abiti di una rigorosi di tradizione veneziana. Allora, chi è che mi racconta? Voi chi siete? Che gruppo siete? Allora, noi siamo un'associazione culturale, gruppo storico Le Maschere di Mario del Settecento veneziano. Noi eseguiamo le danze storiche periodo Rococò, 1730, e siamo ambasciatori del Carnevale di Venezia in tutto il mondo. Ah, beh, allora non è che ho fermato maschere qualsiasi, insomma. Abbiamo già eseguito sia domenica scorsa che domenica 12 delle danze storiche sia qui in Piazza San Marco che in Campo Santa Maria Formosa. Danze del periodo appunto 1730 su musiche di Handel, Vivaldi, Pachelbel, eccetera, eccetera. Comunque molto, come dire, molto storiche e molto barocche, perché la musica è barocca. Veramente complimenti perché mantenete viva la tradizione di Venezia, del Carnevale di Venezia, che insomma è questo anche che i turisti del mondo vogliono vedere quando vengono qui nel salotto più bello del mondo. Ma chiederei al nostro operatore anche di riprendere proprio i dettagli particolari di questi abiti, perché sono veramente bellissimi. Guardate dal bastone appunto con Vivaldi a tutti i vari pizzi, merletti, i guanti, è tutto curato nel minimo dettaglio, anche le scarpe che mi dicono che però sono scomodissime. Allora le scarpe col tacco rosso gli uomini lo portavano che se erano nobili, se non erano nobili non dovevano portarle col tacco rosso, ecco, è sinonimo di nobiltà. Quindi lei è tacco rosso adesso? Sì, allora quindi è nobile. È nobile, sì, sì. Queste curiosità che però appunto bellissimo perché Venezia era nei quadri del famoso ritrattista, ecco, il canaletto, se vedete ci sono i nobili con il tacco rosso già a quei tempi. Chi faceva il furbo lo pagava tra le due colonne. quindi voi anche siete un quadro vivente, si può dire? Sì, Pietro Longhi, eccetera, i vari vedutisti di quel periodo là. Ecco, ma questi abiti li avete fatti voi? Fatti Sono tutti rigorosamente fatti dalle nostre sarte sul cartamodelli originali del Settecento. Veramente complimenti e grazie per il lavoro che fate e per veramente la cartolina che state regalando a tutti i turisti che vengono qui a Venezia. Grazie davvero e complimenti. E buona continuazione e buona festa. Grazie.